Però qua bisogna fermarli, sti qua. Cioè, o li ferma la madama o questi si stanno organizzando per ciaparli e veramente cambiargli i connotati. Cioè ci si fa un po' di giustizia da soli. A questo punto, scusa, a questo punto sì. Arrivati a questo punto gli adulti si stanno muovendo abbastanza velocemente. Torneranno i vendicatori? A sentire il tabaccaio di Campo San Polo, Venezia sarebbe pronta a reagire contro la baby gang e contro l'andazzo che sta prendendo il centro storico e nella fascia di età dei cinquantenni avrebbe qualche giustiziere che a suon di ceffoni vuole mettere fine alle aggressioni notturne senza motivo ai ignari cittadini da parte di ragazzi. L'ultima, quella subita mercoledì notte da un trentenne dipendente di un supermercato del centro, aggredito a pochi passi da Campo San Polo da una decina di giovani, minorenni e maggiorenni. L'uomo ha riportato la frattura di un braccio e varie contusioni. Gli sarebbe potuto andare molto peggio se durante l'assalto, subito a pugni e calci, non avesse avuto l'intuizione di gettarsi in acqua, limitando i danni. La baby gang è tornata, nonostante i 14 provvedimenti assegnati, in attesa di quelli della magistratura. 15 gli episodi di violenza accaduti tra centro storico e terraferma negli ultimi mesi. Le pene sui minorenni purtroppo non esistono ancora. Se ne mettessero qualcuna sarebbe meglio. Più che preoccupato è una cosa un po' vergognosa perché non dovrebbero succedere questi fatti. C'è pugno duro dappertutto, militare soprattutto anche. Penso. Cioè, fargli fare anche un po' di servizio. Un po' di servizio militare non sarebbe male. Sentiamo di queste cose un po' in tutta Italia, però Venezia è una città relativamente piccola e io penso che la città possa essere in qualche modo vigilata meglio. Non si può più vivere a Venezia, basta, le dico solo questo. Ma di giorno magari? Sì, di giorno è tutto ok, ma di sera non si può più vivere. Cosa ci sarebbe bisogno? Guardi, mi lasci perdere.